Fa tappa Udine fino a domani una installazione multimediale per sensibilizzare il pubblico sul problema della sordità. Il servizio di Andrea Vardanega e di Giovanni Taormina. Un'installazione che punta a creare un dialogo con le persone sorde attraverso un linguaggio fatto di suoni, stimoli visivi e vibrazioni. Questa è in sostanza l'operazione itinerante intitolata Trasduzioni, che ha raggiunto Udine dopo aver fatto tappa a Trieste, a Lignano e a Nova Gorizia. Un'idea nata da una storia scritta da due persone udenti e da una persona sorda, per esplorare la differenza che esiste tra i due modi diversi di sentire. All'ingresso dell'installazione, allo spazio Ersetti di via Volontari della Libertà, si trova una mappa tattile dello spazio espositivo. All'interno 5 scatole di legno con una superficie luminosa che rivela un'immagine e un testo e una pedana sensoriale che trasforma i suoni in vibrazioni. 3 dei 5 sensi sono dunque coinvolti, compreso lo stesso udito, grazie ad una partitura realizzata da Antonio Della Marina. L'idea appunto nasce per cercare di andare a indagare uno spazio che intercorre tra una persona udente e una persona sorda. E questo spazio apparentemente indefinito in realtà è pieno di significato. L'installazione consiste nel cercare di dare una rappresentazione uditiva e sensoriale di questa esperienza che abbiamo condiviso noi udenti con Fabio Zamparo sordo. Un'occasione anche per sensibilizzare il pubblico alla cultura sorda e promuovere l'accessibilità in ambito culturale ed artistico, ciò che è stato l'obiettivo in particolare di un momento di approfondimento alla Libreria Friuli.